Sono ore contate per le false cooperative, in special modo quelle cosiddette multiple che lucrano sull'accoglienza ai migranti. In Consiglio regionale è il consigliere Fabrizio Boron a voler tutelare il vero mondo della cooperazione, stanando invece quelle false che hanno fatto del loro scopo sociale un vero e proprio business. Purtroppo, amaramente, si è constatato che c'è in questo settore le cosiddette false cooperative sociali che si agevolano di questo sistema anche fiscale di agevolazione e sfruttano una posizione che poi va a svantaggio delle vere cooperative sociali. Il progetto di legge regionale Boron individua le vere cooperative a fini sociali nel gruppo cosiddetto di tipo B. Qualora fosse individuata una cooperativa che non ha le caratteristiche per essere di tipo B, viene cancellata dall'albo. La pena è diffida ad adempiere e qualora la diffida ad adempiere non viene eseguita c'è la cancellazione dall'albo, perché da una parte vogliamo colpire le false cooperative sociali e dall'altra vogliamo salvaguardare il vero cooperativismo ovviamente sociale che dà inserimento lavorativo alle persone disabili. La cosa più sbalorditiva che ho verificato è che nell'albo regionale ha l'elenco cooperative di tipo B e di tipo A, la cosiddetta plurima, c'è anche Deco. C'è la famosa cooperativa, le cronache che tutti noi conosciamo negli ultimi mesi. Io non so quale inserimento sociale di disabilità faccia Edeco, ma una cosa è certa, appena il progetto di legge sarà passato e sarà pubblicato, sarà legge ufficiale, è già sul mio tavolo, manca solo la firma, la prima ispezione sarà lì.